Non ci sono tracce di FAS nell'acqua erogata da Veritas attraverso l'acquedotto pubblico e quanto emerge dalle analisi effettuate dal laboratorio aziendale Veritas nei 36 comuni serviti, dei quali 29 in provincia di Venezia e 7 nel Trevigiano. Analisi effettuate a livello preventivo e per scongiurare che la falda inquinata dai veleni in questione dal Vicentino e dal Padovano non fosse salita fino a Venezia e Treviso, così da Veritas. Specifica come il limite di quantificazione per la ricerca dei FAS, fissata in accordo con ARPAV e con gli altri laboratori regionali della rete Viver Acqua Lab, è stato fissato a 5 nanogrammi per litro e in nessun caso ne sono state trovate tracce. Non ce ne sono nemmeno con i parametri dell'Agenzia di Protezione statunitense, che in una proposta attualmente in fase di valutazione ha individuato un panel di 6 sostanze fluorate. Insomma, le rassicurazioni sono che si può tranquillamente bere l'acqua di rubinetto nei citati 36 comuni, spiega il sindaco di Milano nella veste di presidente dei primi cittadini del comitato analogo Veritas. Noi siamo anche orgogliosi del fatto che come comuni abbiamo deciso anche per il 2022 di lasciare tutto l'utile in Veritas, che provvederà ad investirlo a beneficio dei cittadini e delle cittadine. È una scelta di responsabilità. E quanto emerso nel corso della presentazione del bilancio 2022, chiuso con un utile di 6,2 milioni di euro. 2022 si è chiuso positivamente per Veritas, abbiamo avuto un saldo occupazionale in crescita e i servizi sono andati abbastanza bene.